Anche la preside alla guida di un trattore. Eh sì, da quando ho fatto il patentino insieme ai ragazzi è giusto che lo guidi anch'io. Ecco, cosa significa per la scuola questo evento? È una tradizione consolidata ormai e per loro è manifestare la gioia dell'ultimo giorno di scuola. Una sfilata lungo le vie di Conegliano come hanno fatto i loro fratelli maggiori e in qualche caso anche i loro papà. 76 tra trattori d'epoca e ultimi modelli ad alta tecnologia per salutare la fine dell'anno scolastico con in testa il presidente del Veneto Luca Zaia in qualità di ex allievo. Bottiglia stappata e coro della scuola in quello che è diventato un rito non solo per la scuola. Sindaco, anche lei è sul trattore. Ma assolutamente sì, come ogni anno, una tradizione che si ripete, è meravigliosa insieme ai ragazzi. Cosa significa per la città questo evento? Beh, significa molto, significa attenzione ai ragazzi, attenzione al territorio e ripetere una tradizione che ormai è diventata parte della nostra città. Un evento che i ragazzi aspettano e preparano meticolosamente durante tutto l'anno. Per te cosa significa partecipare? Partecipare è una tradizione, è bello così, bisogna farlo ogni anno ed è importante anche portare avanti certe tradizioni. Perché portare avanti questa tradizione? È un'esperienza per tutti i giovani e tutti gli anni ci si diverte l'ultimo giorno di scuola. Va detto che, nonostante alcuni affollamenti nelle cabine che hanno impensierito qualche genitore, la velocità moderata, i controlli della polizia locale, ma soprattutto la consapevolezza dei conducenti lungo Viale Spellanzon ha mantenuto la situazione in sicurezza e senza eccessi, come previsto dalla preside. Abbiamo cercato di organizzare perché vogliamo che il corteo sia disciplinato, diciamo così, pur nella gioia di questa giornata.